buongiorno, buona domenica 16 maggio telespettatori di Rete Veneta, ben ritrovati con Focus TG, l'appuntamento che la domenica vi accompagna all'ora di pranzo. Apriamo questa edizione di Focus TG con una festa che è una festa veneta, cioè la festa veneziana ma veneta in assoluto, perché è la festa della Sensa, la festa dedicata al matrimonio della città del mare, Venezia, con appunto il mare. L'immagine che vedete si riferiscono a un momento importante di questa lunga cerimonia che è stato un momento privato a Palazzo Ducale, con il gemellaggio dell'Adriatico e con 6 sindaci di capoluogo di provincia veneti, Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso, Verona, in omaggio appunto al loro rapporto con Venezia in occasione del 1600° anno della sua fondazione. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, ha donato appunto a ognuno di questi sindaci un anello, per tutto l'anno lo terranno loro. È un rapporto ulteriore della capoluogo di regione Venezia anche con i sindaci del territorio. Ricordiamo che la festa della Sensa è una festa che affonda le sue origini millenarie, e infatti nasce da 2 periodi storici particolari della Repubblica Serenissima: il 9 maggio dell'anno 1000, quando il doge Pietro Orseolo soccorse la popolazione della Dalmazia minacciata dagli slavi, ma la festa vera e propria nasce nel 1177, quando il doge Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l'imperatore Federico Barbarossa stipularono a Venezia il trattato di pace che pose fine alla diatriba secolare tra papato e impero, e in occasione di questa festa si svolge appunto il rito dello sposalizio del mare. E per sottolineare proprio questo matrimonio, questo rapporto forte e anche la dominanza di Venezia sul mare, la festa sarebbe poi appunto culminata e culmina tutt'oggi con una sorta di rito propiziatorio, dove a suo tempo il doge, oggi invece l'autorità del sindaco, vanno alle bocche di porto e lanciano nel mare un gioiello, un anello d'oro. In questo caso appunto è sempre un anello, e c'è stata oggi appunto la cerimonia, la messa alla chiesa di San Nicolò. Questo per quanto questa apertura un po' singolare, ma poi per ricordare in quelle che sono le nostre tradizioni, perché tradizioni che vengono mantenute vive e che si legano un po' anche, se vogliamo, a questa richiesta di autonomia della regione Veneto, un processo inarrestabile, e la gestione dell'emergenza sanitaria ha dimostrato quanto sia importante il ruolo delle regioni proprio nella gestione della pandemia. Così da Castelfranco il ministro per la disabilità, la vicentina Erika Stefani, ha fatto un po' il punto di quella che è la campagna vaccinale, ma anche proprio sull'immunizzazione delle persone disabili. Allora vediamo assieme il servizio. È stato perché abbiamo un sistema regionale nella gestione soprattutto della sanità che siamo riusciti ad arginare l'epidemia. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se il sistema sanitario fosse stato solo e esclusivamente centrale. Non oso pensare. L'emergenza sanitaria ha dimostrato in maniera indiscutibile il ruolo fondamentale delle regioni. Non si pensi che la pandemia abbia rallentato il processo verso le attribuzioni di maggiori prerogative verso l'autonomia. Quello è un fiume che scorre inarrestabile. Gli argini, dice il ministro della Lega Erika Stefani, sono rotti. Il sistema delle regioni è un sistema, signori, che al di là di quelle che possono essere delle chiacchiere o delle accuse che sono state mosse in modo strumentale nel corso dell'ultimo anno, il sistema regionale ha retto. Credo che ancora oggi che il regionalismo è il modo migliore di rispondere anche a quello che sarà da adesso in poi la ripresa dell'Italia e la ripresa dell'uscita da questa fase di epidemia, perché le regioni possono intervenire in maniera più puntuale, più adeguata al territorio, più circostanziata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L'omogeneità al basso fa male a questo Stato. Da Castelfranco Veneto, dove ha presenziato in qualità di ministro l'inaugurazione di un appartamento domotico per le persone con disabilità, Stefani ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione di questa categoria di soggetti fragili. In Veneto sono oltre il 72% quelli che hanno ricevuto ad oggi almeno una dose. Abbastanza soddisfatta, è partito il piano vaccinale all'inizio con un po' di difficoltà, tant'è che io stessa sono intervenuta fin da subito della mia nomina con una sollecitazione presso il Ministero della Salute affinché vi sia una corretta priorità della vaccinazione per le persone con disabilità. Di certo ci sono stati dei passaggi un po' complicati, magari all'interno di alcune regioni, per un sistema
ad esempio per l'identificazione della platea. Si è cercato man mano di affrontare i singoli problemi e sotto questo profilo devo ringraziare anche il generale Figliuolo, ha cercato anche lui di intervenire dove c'erano dei problemi. E con il ministro Stefani abbiamo introdotto il tema appunto del Covid e delle vaccinazioni, ma prima di passare ai dati qualche secondo di pubblicità, ci vediamo subito dopo. Eccoci nuovamente in studio con l'appuntamento di Focus TG. Dicevamo prima, abbiamo sentito la ministra Stefani che parlava sia delle vaccinazioni sia dell'aspetto dell'autonomia. Allora vediamo i dati di oggi relativi alla pandemia alle 8 di questa mattina, la prima tabella, diciamo la prima tabella di dati. Vediamo che i totali dei casi con tampone positivo, è un dato cumulativo quindi dall'inizio della pandemia, vediamo che sono un numero molto consistente, sono 420.178. Il delta dei casi positivi è di 133. Se vogliamo poi vedere i guariti come dato cumulativo sempre dall'inizio della pandemia, siamo a 393.077. I deceduti complessivamente, anche qui dato cumulativo, siamo a 11.485 e oggi fortunatamente al momento non c'è da registrare alcun decesso. Vediamo invece adesso l'altra tabella importante che riguarda invece quella che è la vaccinazione, il monitoraggio della campagna di vaccinazione anti-Covid. Vediamo che attualmente le dosi somministrate sono circa 35.337, un totale complessivo invece delle vaccinazioni siamo a oltre 2.282.679. A prime dosi siamo a 25.000 rotti, totale complessivo delle 1.000 dosi 1.603.977. Quelli che hanno completato il ciclo, quindi prima dose e anche richiamo, siamo a 10.259, quindi vedete che continuano a salire e complessivamente in totale sono 678.687. Quindi complessivamente, se vogliamo dare un dato percentuale sulle dosi somministrate, siamo al 93,3%, quindi un dato molto importante anche perché da ieri, anzi da venerdì alle 16 è stata aperta anche alla prenotazione per gli over 40, già molti si sono prenotati, le prime slot che sono state messe a disposizione dalle varie USL del Veneto sono state letteralmente prese d'assalto e già c'è chi comincia a vaccinare, come per esempio lo slot Oberica, che oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio, comincia la vaccinazione degli over 40 all'Onigo. Ma vediamo invece la situazione nell'USL 7. Con il trasloco delle linee vaccinali dal Palangarano all'ex Eurobrico, la Pedemontana dispone di una struttura in grado di rispondere alle esigenze di un momento molto delicato della campagna di vaccinazione in Veneto. Il centro di vaccinazione ha 14 linee, si può raggiungere fino a 4.000 vaccinazioni giornaliere e penso che rappresenterà uno dei principali hub a livello regionale proprio in tema di vaccinazioni. È un orgoglio per tutti noi, ma soprattutto di fronte alle polemiche che sono sorte anche nelle ultime settimane, la testimonianza di ieri è che il sistema sanitario regionale funziona e grazie a Dio la sanità è gestita a livello regionale e non a livello statale. Veneti e bassanesi hanno risposto immediatamente alla chiamata della sanità. I dati stanno migliorando in maniera notevole, non abbiamo più focolai all'interno delle case di riposo piuttosto che all'interno degli ospedali, ma soprattutto vediamo che i veneti stanno rispondendo in massa alle vaccinazioni. Il sistema sta funzionando a pieno regime, non ci sono difficoltà nelle prenotazioni e anche le vaccinazioni vengono fatte nel giro di pochi minuti, quindi una macchina rodata che sta andando veramente alla grande. Ricordiamo anche che c'è a disposizione l'app Sanità Chilometro Zero, per chi magari non avesse il computer si scarica l'app sul telefonino e può in ugual modo appunto prenotare per la vaccinazione. Ma Bassano è stata una settimana importante quella di Bassano, il fine settimana in modo particolare, perché finalmente il Ponte Vecchio, il grande malato che per anni è stato sottoposto a cure, finalmente è finita la ristrutturazione, c'è stata l'apertura ufficiale e i bassanesi ovviamente sono particolarmente felici di questa nuova ripresa possesso del loro ponte. Vediamo. Sono 3 volte che veniamo a Bassano perché noi siamo di Lecco e l'abbiamo sempre trovato chiuso, finalmente oggi è aperto, complimenti, e l'hanno fatto anche molto bene. È un bel lavoro, sono contento perché hanno fatto un bel lavoro. Non mi piace tanto, dico la verità,
speravo in pietra, Saiso e avanti. Questo è proprio, non dice niente, anzi toglie qualcosa. Molto bello e tanta gente si festeggia. Era ora, sembra più grande, perché senza le impalcature sembra più grande, e speriamo che resti così per qualche anno adesso. Siamo venuti apposta da Chioggia a fare il giro proprio per l'inaugurazione del ponte, per vedere l'opera del Palladio messa a nuovo. Bene, faccio parte anch'io del gruppo, siamo molto contenti di essere qua. Siamo partiti da Chioggia, un percorso abbastanza impegnativo, la giornata, il tempo ha tenuto, quindi siamo felicissimi di essere qui. Erano 7 anni che aspettavamo, sì o no? Dai, bellissima, eccezionale. Il ponte sembra più grande e dopo ritrovarsi un po' con gli amici, stando sempre attenti purtroppo appunto sempre mascherina. Aspetta che rimetto su che adesso. Comunque sì, stando attenti a mascherina, però è bello rivedere un po' di vita finalmente. E il ponte è il ponte. Il ponte è una botta di vita per tutta Bassano, per tutti i bassanesi. E oltre che una botta di vita anche un colpo d'occhio. Bellissimo, sembra più grande, sembra più grande. No, in ogni modo bello anche questo qua in mezzo, stupendo, ma io ci passo tutte le mattine. Sono nata qui, per cui il ponte è anche mio. Avete sentito, il ponte è anche mio, ma non sono mancate anche le voci critiche. C'è chi non piace perché magari si aspettava qualcos'altro, c'è chi addirittura in una forma di turismo primordiale, di ritorno del turismo, diciamo, è andato apposta a vedere il ponte restaurato e aperto finalmente ai cittadini. Un ponte restituito alla città che apre anche, se vogliamo, un po' quella che è la stagione turistica per quanto riguarda il bassanese, ma è un ponte vecchio restituito alla città, ponte simbolo anche per gli alpini. La commozione infatti del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, lo sentiamo nel servizio. Presidente, per quanto riguarda le adunate nazionali siamo in posticipazione, si posticipa. Oggi però è una grande festa anche per gli alpini. Certamente sì, questo è ponte vecchio ma degli alpini, che è tornato veramente alla sua magnificenza, ci riempie di piacere e di orgoglio anche per quello che gli alpini da sempre hanno saputo fare e hanno dato come contributo anche questa volta per il completamento di questo ponte. Io credo che per noi alpini, per tutti gli alpini, è un momento veramente di grande soddisfazione. Lo credo anche che lo sia per tutti i bassanesi. Tornare a poter passeggiare su questo ponte, poter guardarci, poter sorridere, poter, come dice la canzone, darci la mano, io credo sia veramente qualcosa di emozionante, qualcosa che paga di questi anni in cui si è dovuto aspettare, in cui praticamente c'è stata quella difficoltà, anche burocratica, lasciatemelo dire, che ha un po' rallentato i tempi, ma oggi finalmente ci siamo. Viva gli alpini, viva Bassano! Viva gli alpini, viva Bassano. Adesso ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità di nuovo, poi parleremo della ripresa, perché con le vaccinazioni si torna anche un po' a parlare di economia e di ripartenza. Ben ritrovati nuovamente con l'appuntamento di Focus TG di Rete Veneta. Abbiamo parlato di vaccinazioni, abbiamo parlato di autonomia, della festa della Sensa che diciamo accomuna un po' tutti i veneti, della festa del mare, ma è anche tempo di parlare di ripresa, perché hanno aperto i locali, i bar, i ristoranti, anche se ancora non al chiuso, scusate, ma solo all'aperto. C'è ancora il problema del coprifuoco da sciogliere, questo nodo cui i ristoratori in modo particolare tengono tantissimo, però c'è chi ha riaperto praticamente ieri. Stiamo parlando intanto in questo momento delle spiagge che finalmente hanno posato gli ombrelloni per accogliere i turisti, i veneti che vogliono appunto passare magari intanto il fine settimana. Comunque la stagione comincia a partire. Vediamo allora il servizio, siamo andati a Jesolo. Noi siamo pronti, da oggi
si può iniziare la balneazione, le spiagge sono attrezzate, ci sono gli ombrelloni con le distanze consentite, stabilimenti balneari tutti ok. La stagione balneare 2021 nelle 10 località della costa veneta è ufficialmente iniziata. Sdraio e ombrelloni aperti, servizio di salvataggio attivo, telefoni negli uffici degli stabilimenti che continuano a suonare per ricevere prenotazioni. La spiaggia di Jesolo torna ad animarsi grazie anche alla bella giornata di sole. Le strutture, forti dell'esperienza dello scorso anno, hanno messo in campo tutte le misure anticontagio previste, a partire dai 12 metri quadri per ogni ombrellone, secondo quanto indicato dall'ordinanza regionale. Le spiagge del Veneto sono un luogo sicuro, sono un luogo assolutamente salubre, dove siamo andati ad intervenire su un nuovo concept per cui maggiori spazi, un potenziamento delle attività di prenotazione per evitare qualsiasi forma di assembramento, la grande attenzione alla pulizia e alla sanificazione. Intanto Jesolo ripropone anche per questa stagione la formula abbronzati o rimborsati per i turisti che arrivano sul litorale, cioè la possibilità di prenotare il proprio posto in spiaggia e di ottenere un rimborso in caso di maltempo. L'obiettivo per quest'anno degli operatori è di ridurre la perdita del 30% registrata nel 2020. Noi pensiamo quest'anno di approcciare una stagione non al 100%, ma per il 2022 non ce ne sarà per nessuno. Siamo convinti di ripartire alla grande e di fare una stagione piena come eravamo abituati a fare. E quest'anno comunque siamo, come diceva prima giustamente Francesco, siamo assolutamente positivi. I segnali sono decisamente buoni. Dopo la cancellazione dell'obbligo di quarantena per chi arriva dai paesi dell'Unione Europea, ora si aspettano nei prossimi giorni ulteriori nuovi provvedimenti a favore della ripartenza del turismo, ad iniziare, spiega il sindaco Zoggia, dalla cancellazione del coprifuoco e consentendo ai pubblici esercizi di ospitare i propri clienti anche all'interno dei locali, perché, evidenzia il primo cittadino, a Jesolo ci sono quasi 200 attività che non possono aprire essendo sprovviste di plateatico. Intanto amministrazione comunale, ULSS e operatori stanno lavorando sul fronte vaccinazioni. Credo che sarà fatto in 1 o 2 settimane a tutti i nostri collaboratori, dipendenti di pubblici esercizi, di ristoranti, di bar, di alberghi, della spiaggia, di poter essere tutti vaccinati quando arrivano, prima di essere assunti. E dal mare andiamo ai monti perché siamo in collegamento con il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. Buongiorno sindaco. Allora, buongiorno. Ripartenza, come sta andando ad Asiago? Se nelle spiagge si sta già aprendo ombrelloni e sdraio, ad Asiago come va? Ma noi stiamo organizzando quella che è la stagione estiva attraverso tutta una serie di iniziative che valorizzano l'ambiente. È chiaro che l'obiettivo nostro è quello di portare fuori dal centro storico le persone, perché il territorio è talmente vasto, talmente ampio da poter garantire il distanziamento sociale. Questo credo sia un punto di forza della nostra offerta turistica, che sta attraendo moltissime persone che stanno praticamente esaurendo i nostri posti letto in albergo, e poi vi è una forte richiesta anche di appartamenti per vacanza, perché l'appartamento per vacanza garantisce sicuramente una maggiore sicurezza, un migliore distanziamento e anche il rispetto di quegli standard di sicurezza che molti turisti oggi più che mai ricercano. Quindi noi la ripartenza la faremo sullo stile di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, attraverso l'applicazione del protocollo SIAO Città Sicura, che è un protocollo nel quale noi abbiamo messo in evidenza tutta una serie di norme, di regole prudenziali anche da poter sottoporre i nostri operatori del settore alberghiero, della ristorazione, della somministrazione, e per poter garantire in massima sicurezza lo svolgimento di una vacanza in montagna. Sindaco, quanto è importante la presenza dei veneti in vacanza ad Asiago, o vedete anche già arrivare turismo straniero da altre regioni? Ma devo dire che noi storicamente abbiamo avuto sempre una medio-bassa presenza di turisti stranieri, quindi non abbiamo risentito molto di quella crisi legata alla domanda turistica estera. Abbiamo avuto moltissimi turisti che provengono dal Veneto, dal Padovano, dal Vicentino, dalla zona di Verona, dalla Bassa Veneta, quindi la zona di Rovigo, fino a passare quindi all'Emilia Romagna. Abbiamo poi anche molti lombardi, quindi il nostro turismo è prevalentemente interno, cioè quello che è della nostra nazione. Quindi anche lo scorso anno, in piena pandemia, non abbiamo avuto grandi disagi né grandi danni economici, perché avevamo tantissime presenze, perché siamo vicinissimi rispetto alla pianura,
ed abbiamo, ripeto, un territorio che è fortemente attrattivo. Questo, diciamo, per fortuna per noi è un'ancora di salvezza, perché ci dà la possibilità di contare sui nostri turisti fidelizzati, ma ci dà anche la possibilità di aprirci a quei turisti che magari erano abituati ad andare a svolgere le loro vacanze all'estero e che hanno deciso, per motivi di sicurezza e di logistica, di restare qui in Italia. Senta, sui giornali oggi dicono che c'è un po' un allarme da parte, soprattutto in questo caso di ristoratori, per la mancanza, la carenza di personale, camerieri o personale proprio in generale. C'è questo rischio anche su ad Asiago, oppure insomma si è riusciti a mantenere anche il personale, non è che gente con lockdown magari qualcuno ha cambiato lavoro, se n'è andato? Ma c'è questo fenomeno che è un fenomeno gravissimo, perché i nostri operatori fanno fatica a trovare personale. Noi abbiamo ad esempio un hotel che ha quasi 5 stelle con 4 stelle superiori, l'hotel Linta, che fa parte di una catena alberghiera che ha dovuto ricorrere a personale delle proprie altre strutture, e quindi tutto personale che viene da fuori. Noi vorremmo che la ricettività alberghiera rappresentasse per noi la migliore industria per poter anche creare posti di lavoro. Oggi più che mai è sempre più difficile trovare personale che fa questo tipo di lavoro, perché è un lavoro di sacrificio in cui si lavora sabato e domenica, non c'è orario, soprattutto nei periodi di stagionalità, anche perché ci sono quei sussidi che sono legati al reddito di cittadinanza che molto spesso sono dei disincentivi. Molti camerieri, molti cuochi addetti alle camere, eccetera, che non lavorano durante l'anno, accedono al reddito di cittadinanza e mi dicono: ma chi ce lo fa fare di rinunciare al reddito di cittadinanza per lavorare 3 mesi e diventare matti? Preferiscono molto spesso, e questo purtroppo, lavorare in nero. E questa, diciamo, è la medaglia opposta dell'utilità del reddito di cittadinanza. Sì, questo è un grave problema che bisognerà sicuramente che poi a livello nazionale in qualche modo venga sanato o cambiato magari questo reddito di cittadinanza. Le chiedo un'ultima cosa, visto che è domenica e di solito la domenica c'è l'assalto proprio ad Asiago da parte della gente, nonostante anche il tempo non sia bellissimo. Come sta andando questa domenica? Beh, c'è una buona affluenza, però le condizioni meteorologiche, l'incertezza di oggi hanno rallentato i flussi verso la montagna. Ad Asiago fa ancora purtroppo abbastanza freddo e oggi per esempio c'è un mercatino dell'antiquariato che non si sa se potrà durare fino al pomeriggio, perché c'è un'incertezza climatica e sembra che debba piovere, però voglio dire, adesso noi l'auspicio è quello che si possa riprendere il ritmo in pieno della stagione estiva e che già dal mese di giugno si possa ragionare in un recupero di quello che noi abbiamo perso, che è tanto purtroppo, perché noi abbiamo perso quasi tutta la stagione invernale, purtroppo, perché eravamo chiusi, erano chiusi i nostri impianti di risalita, abbiamo avuto pochissimi ristori e quindi abbiamo bisogno di ritornare ad una normalità. Ecco perché le vaccinazioni, i vaccini sono fondamentali, perché ci stanno facendo uscire da questa tragedia che abbiamo vissuto fino ad oggi. Dicevo, pochi ristori sono arrivati e adesso con il piano nazionale di resilienza e di rilancio è possibile, avete progetti, qualcosa che possa portarvi dei fondi? Ecco, questa è una domanda molto interessante che entra in un ambito, chiamiamolo macroeconomico, cioè di sviluppo dell'area montana. Le aree montane sono quasi tutte depresse e abbiamo bisogno di investire molti soldi per poterle congiungere nel migliore dei modi alla pianura. Ecco perché noi all'interno della conferenza di sindaci dell'Unione Montana stiamo elaborando un grande progetto di viabilità che, una volta realizzato, quale opera da sottoporre al Recovery Fund del governo per avere questi finanziamenti, potrebbe portarci a essere raggiungibili in meno di mezz'ora dall'autostrada, il centro storico di Asiago. Questo permetterebbe di tagliare tutta quella viabilità che passa attraverso le frazioni del comune di Roanne e renderebbe sicuramente più agevole il raggiungimento della montagna, una viabilità che è veramente un fondo strategico, quello del recovery, che per noi darebbe
grandissima opportunità di sviluppo e permetterebbe magari anche a molti che vivono in pianura di venire a vivere ad Asiago, in montagna, sull'altopiano, per essere molto più ben collegati rispetto alla pianura. Quindi le scelte di vita che hanno fatto molti dei nostri turisti risiedendo quindi oggi ad Asiago potrebbero essere quelle di tanti altri che magari per una qualità di vita migliore possono decidere di venire a vivere ad Asiago e di lavorare in pianura. Questo è un nostro obiettivo, che renderebbe sicuramente più all'avanguardia la nostra località turistica, anche togliendo tutti quei tornanti che da Tresche Conca la raggiungono fino al centro di Asiago. È un grande progetto che noi contiamo di finanziare nei prossimi anni attraverso il Recovery Fund, attraverso una collaborazione con ANAS, ma che comunque fa parte della modernizzazione, che è l'insieme della progettualità dell'Asiago che cambia, che stiamo portando avanti con grande tenacia e grande difficoltà, nonostante appunto tutta la burocrazia, e ci stiamo comunque riuscendo. Beh, Sindaco, innanzitutto loro in bocca al lupo, speriamo che questo progetto possa vedere la luce e in qualche modo anche, diciamo, ripopolare ulteriormente, non solo durante l'estate, durante l'inverno, nelle stagioni insomma, classiche turistiche, tutto l'altopiano, insomma. Sì, infatti il nostro obiettivo è quello di aumentare l'afflusso turistico durante i periodi di bassa stagionalità. Noi ci siamo riusciti, ma ci è voluto un lavoro di 15 anni attraverso iniziative, manifestazioni che noi abbiamo spalmato su tutto l'arco dell'anno. Abbiamo reso possibile la destagionalizzazione. Noi abbiamo alberghi che rimangono aperti tutto l'anno, diversamente da altre località turistiche di montagna, non parliamo di quelle balneari. La destagionalizzazione è stato un punto qualificante, importante della nostra amministrazione, ma ci è voluto molto tempo, abbiamo investito tanto in riqualificazione dei servizi, abbiamo migliorato la ricettività alberghiera, ci sono nuovi alberghi ad Asiago finalmente, abbiamo tagliato con il passato dove aprivano solo condomini, oggi ci sono alberghi nuovi all'avanguardia con servizi wellness, con un grande livello di ricettività, ma c'è anche una stazione turistica che è al passo con i tempi, che sa offrire intrattenimento, svago, attività ricreative e sport. Credo che questa sia la sfida vincente per il futuro, che ci renderà possibile anche competere con le migliori stazioni turistiche. La viabilità rappresenta il primo punto su cui noi andremo ad investire nei prossimi anni, e quindi un grande progetto di sviluppo per rendere maggiormente accessibile Asiago e per poterla rendere stazione turistica tutto l'anno. Grazie Sindaco, grazie per questo intervento, ci ha fatto un po' il panorama del presente e del futuro. Grazie ancora e buon lavoro, Grazie buona domenica. Grazie. Buona domenica a tutti i telespettatori. E se ad Asiago, appunto avete sentito, ci sono tanti progetti, c'è già una ripartenza, c'è tanto turismo che sta arrivando su, non va così bene, o comunque c'è una speranza che possa andare meglio nel Cadore e soprattutto a Cortina. Sentiamo. Avevano aperto quando non si poteva, ma lo fecero soltanto per una sera e il mezzogiorno successivo. Adesso che la ristorazione all'aperto è consentita, sono attrezzati con un tendone dove possono ospitare i clienti perché hanno lo spazio, ma per tanti locali non è così. Non c'è il plateatico e a volte non c'è la possibilità di concederlo. E ce ne parla il sindaco di Cortina. Proseguendo da Bodo di Cadore, dove si trova il locale che fu ribelle e i cui titolari, con ancora sulle spalle il peso della situazione, non se la sentono più di parlare, e andando verso la Perla delle Dolomiti, osserviamo i plateatici dei locali. Quasi nessuno seduto all'aperto, fa freddo, la pioggia che batte sui tavolini, le immagini parlano da sole. Il coprifuoco in questo senso quanto pesa? Il coprifuoco pesa molto soprattutto sulla domenica, sul weekend, visto che comunque noi eravamo abituati anche che i nostri clienti, che la seconda casa si fermava anche per la cena, il rientro con le 2 ore molto spesso di traffico non permettono, ovviamente accorciano questa opportunità. Già lo spostamento mi pare previsto per le 23, sicuramente darà un po' di respiro, però insomma ci auguriamo che anche questo possa rientrare e concederci un'estate. Senza contare
ricordare che le regole non sono uguali dappertutto. La ristorazione è sicuramente un problema, lo stiamo vivendo anche oggi, non è un problema solamente per la sera ma evidentemente anche per il giorno con queste temperature. Ci sono molti locali che non hanno il plateatico, nella vicina Valpusteria con il passaporto, loro hanno un Corona Pass, possono pranzare e cenare anche all'interno dei locali, questo non è permesso a noi, ma ripeto, siamo a metà maggio, ci auguriamo in prospettiva che anche questo rientri e quindi che i nostri operatori possano tornare a lavorare. Avete sentito un po' la situazione un po' a macchia di leopardo per quanto riguarda anche questa ripresa. Ci fermiamo qualche secondo di pubblicità, poi torniamo, andiamo in città, andiamo a Vicenza. Ancora in compagnia di Focus TG e Rete Veneta, l'appuntamento con l'informazione della nostra emittente anche oggi domenica 16 maggio. Dalla montagna torniamo in pianura, andiamo a Vicenza dove però si parla di caro affitti. La pandemia infatti non frena i rincari delle bollette ma appunto anche degli affitti e bar e locali sono in difficoltà. Contagi in calo, la macchina dei vaccini lanciata a tutta velocità, coprifuoco in fase di ridefinizione, come anche i parametri per cui le regioni cambiano fascia. In tutto questo però la crisi economica morde le attività, le riaperture in sé non bastano, i mesi di chiusura, di stop and go e di asporto lasciano dietro affitti da pagare e rincari di bollette ed oggi i gestori dei locali di Vicenza devono fare i conti con loro. Tanti proprio non hanno avuto niente, anzi tanti hanno lasciato e trovato spazi anche più piccoli pur di poter restare in piedi, continuare la loro attività facendo spostamenti di negozi. Cioè, questo lascia un amaro in bocca comunque perché non c'è stato proprio il minimo di appoggio. Il caro affitti quale discriminante sull'aprire o chiudere un negozio, se stare in centro o spostarsi un po' più in là e se il comune e qualche istituto di credito hanno ridotto le richieste, altri, per lo più privati, no. Questo periodo non aiuta perché l'affitto è il punto principale su cui un negozio deve valutare quello in principal modo e non per questo si vedono anche tanti negozi chiusi a Vicenza e questo spaventa molto. Se non c'è lavoro si fa fatica perché pagare l'affitto, pagare le spese, le bollette e tutto quanto. Sono tutti aumentati? Sì, non è che sono venuti incontro quelli più di tanto. Un cammino in salita per molte attività che magari hanno anche mutui da pagare, affitti arretrati che si sommano a nuovi pagamenti e c'è chi ancora paga le bollette e non ha riaperto. Nonostante la pandemia le bollette sono salite alle stelle e anche da questo qui doveva intervenire lo Stato secondo me e aiutare soprattutto quelle attività che hanno sofferto tanto, che siamo soprattutto i ristoratori, palestre, piscine che finalmente hanno riaperto anche loro sempre sabato, ieri praticamente, sabato 15 maggio. E coprifuoco parlavamo, si sentiva nel servizio e anche il discorso del tema di mangiare all'interno del locale saranno argomenti della cabina di regia proprio di lunedì e dovranno decidere appunto se spostare anche il coprifuoco alle 23. Intanto Borgoricco, comune dell'Alto Padovano, fa da apripista per quello che si chiama reddito di reciprocità, è l'iniziativa appunto del comune in alternativa all'assistenzialismo. Borgoricco fa da apripista, comune pilota per un'iniziativa destinata ad essere replicata anche da altre amministrazioni del territorio. Si chiama reddito di reciprocità, cioè contributi comunali in cambio di prestazioni di lavoro in favore della collettività. È un progetto che cerca di rompere quel legame di assistenzialismo che si può creare nel momento in cui il comune eroga dei contributi e cerca di instaurare un legame di reciprocità. Quindi diamo i contributi a soggetti in marginalità, in situazioni di marginalità sociale, in cambio però chiediamo delle prestazioni d'opera in favore del comune. Dal giardinaggio alla cura delle aiuole e dei giardini delle scuole all'asporto dei rifiuti dei cestini, una sorta di baratto sociale che sottostà al principio del comune ti aiuta e tu di conseguenza
aiuti il comune e gli altri cittadini. Gli utenti a cui è rivolto questo servizio sono persone disoccupate, inoccupate e anche percettori di pensione minima. Questo per andare incontro sia a chi in questo momento è fuori dal mercato lavorativo, magari e soprattutto a causa del coronavirus, ma anche a chi prende una pensione minima e vuole comunque in qualche modo collaborare e offrire il proprio servizio a favore della comunità. Un bando che aprirà tra pochi giorni con un finanziamento iniziale di 30.000 euro. Ai destinatari andranno contributi proporzionali alle ore prestate per un massimo di 400 euro per 60 ore. L'amministrazione coprirà l'assicurazione e li doterà di un kit di identificazione. Torniamo a parlare di sanità, ma non di vaccini o di Covid, ma piuttosto di un congresso nazionale che si è svolto al San Bassiano con centinaia di chirurghi collegati da tutta Italia per parlare del presente e del futuro delle tecniche operatorie, perché la sanità continua ad andare avanti. 500 chirurghi da tutta Italia, anche se solo in collegamento web. Grande successo per il convegno organizzato a San Bassiano dal direttore di chirurgia generale. La tecnologia al servizio dei chirurghi, anche se stavolta si tratta di tecnologia web. Una giornata di studio per parlare di chirurgia, di mini-invasività, del presente e del futuro, delle cosiddette patologie epatobiliari e pancreatiche. Lo scopo appunto di questo convegno è stato quello di mettere a punto quale è il presente e quale sarà il futuro in questa complessa patologia, specialmente per quanto riguarda la mini-invasività. Per quanto riguarda invece nello specifico l'apparato pancreatico, i margini di miglioramento sono davvero molti. Grazie al livello dei relatori, credo di avere coinvolto i migliori esperti in questo campo, abbiamo cercato di mettere a punto qual è il presente e quale sarà il futuro. Un campo complicato con molte novità. A San Bassiano si punta molto sulla mini-invasività. C'è un percorso preferenziale per il paziente con ambulatorio dedicato e tutte le migliori risorse tecnologiche. Da sempre porto avanti e credo nella mini-invasività intesa a 360 gradi, non solo nel campo chirurgico, quindi anche nelle metodiche alternative per il trattamento delle patologie benigne. E dal mio arrivo, che ormai sono 7 anni, abbiamo portato avanti cercando di migliorare tutte le tecniche mini-invasive. È un grande onore per noi di Bassano oggi avere qui 500 chirurghi che a questo convegno, e questo sta proprio a dimostrare che Bassano è sempre al centro, non solo a livello tecnologico, all'avanguardia, ma è al centro anche a livello scientifico. Quanto al convegno, si è fatto di tutto per organizzarlo con i chirurghi presenti, dopo averlo annullato l'anno scorso, ma non è stato possibile e così spazio al webinar, al collegamento da remoto, ma con altissima tecnologia. Il webinar ha permesso un'iscrizione massiva e anche oltre le nostre aspettative, perché abbiamo avuto più di 500 iscritti da tutta Italia. Senza la pandemia gli organizzatori non sarebbero andati avanti sulla strada della rete e la tecnologia è stata importantissima. Insomma, possiamo considerare questo evento un effetto collaterale del Covid, con qualche aspetto positivo perché ha coinvolto tutta Italia. E dalle tecniche operatorie andiamo a vedere più da vicino come funziona oncoematologia attraverso questo servizio che fa parte della rubrica Adotta un reparto. Prosegue il nostro viaggio tra i reparti dell'ospedale di Bassano per conoscere meglio le attività al servizio dei pazienti. Oggi scopriamo il reparto di oncoematologia. Adotta un reparto è il nostro appuntamento fisso. Appuntamento che potete seguire ogni martedì alle 19:40, mercoledì alle 13:45, mezzanotte e mezza e domenica alle 16:15. Oncoematologia si occupa di molte patologie, comprese le malattie del sangue. Oncoematologia è una parola composta da oncologia ed ematologia, sono due branche, una che si occupa appunto dei tumori di vari organi, come sappiamo, dai polmoni alla mammella alla prostata, e l'ematologia che si occupa sì di patologia tumorale del sangue, cioè linfomi, mielomi, leucemie acute, croniche. Oncoematologia però si occupa anche di altre patologie che non sono legate direttamente ai tumori. Si occupa anche di una buona parte di patologia che non è oncologica in senso stretto, non è tumorale. Parlo delle anemie, parlo delle carenze di piastrine, parlo di malattie particolari a carico del sistema immunitario, per esempio di alcune malattie autoimmuni.
In questa struttura ci si occupa di effettuare diagnosi cercando di arrivarci nel tempo più rapido possibile e che siano corrette e approfondite, il tutto grazie a operatori generosi, disponibili e appassionati per garantire un servizio di qualità ai cittadini della Pedemontana. Avete sentito, la sanità continua a progredire, ad avanzare, è continuato anche in pandemia, è una pandemia che in questo momento è fortemente in calo e dove emerge però una grave carenza, quella invece degli infermieri. L'allarme viene proprio lanciato anche dal Nursind, che manda un messaggio forte al governo. Mancano più di 1000 infermieri tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo. Il Nursind lancia l'allarme. Mancano più di 1000 infermieri in Veneto tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo. E mai come in tempo di pandemia, queste carenze sono ancora più evidenti perché gli infermieri vengono richiesti anche negli hub vaccinali. Ma c'è anche bisogno di organico per rimpinguare le attività ordinarie sospese durante l'epidemia. Questa carenza è dovuta in sostanza alla mancata programmazione a livello nazionale per i numeri di accesso all'università a numero chiuso. Devono essere assolutamente rivisti in tempi brevissimi. Questo anno di pandemia evidentemente non ha insegnato nulla. Anche nell'area iberica la mancanza di infermieri è un problema da risolvere. All'ULSS 8 c'è una richiesta verso la regione di 100 infermieri. Servono tutti assolutamente. La nostra preoccupazione è che con questo 100 infermieri probabilmente dopo una protesta delle case di riposo dovremmo anche prestarne per assolvere i compiti di assistenza in alcune case di riposo della provincia. Questo è un modello che andrà a replicarsi in tutto il Veneto, la coperta è veramente corta. Il messaggio è al governo, il problema è a livello nazionale e il sistema rischia di implodere. È sostanzialmente un messaggio da fare al governo centrale, perché la programmazione dipende dalle università e il Ministero della Salute deve dare delle indicazioni ben precise su quali sono i fabbisogni e non fermarsi ai fabbisogni di qualche anno fa. E con questo appello del Nursind al governo per la ricerca, per cambiare un po' le regole, per sfornare nuovi infermieri, perché questa carenza è grande, è importante e serve molto alla sanità riuscire ad avere nuovi infermieri. Si chiude questo appuntamento con Focus TG, grazie per essere stati con noi. Ovviamente vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione di questa sera. Buona continuazione.